Allora, buongiorno a tutti, agli amici e alle amiche qui presenti. Settimana abbiamo svolto una riunione di coalizione identitaria formata dal Partito Salvazione, da Unidos, da Sardegna Nazione, da Forza Varis, da Progress e da altri amici che ci hanno raggiunto, non da ultimo anche Zona Franca, quella originale, quella di Gigi Sanna, quella che non raccontava frottole, quella che raccontava e diceva la verità. Questo è il nostro simbolo di questa terra, di un partito storico, ed è l'unica bandiera che ancora riesce a scaldare i cuori. E questa bandiera è in questa coalizione, perché questa bandiera sta dove stanno i sardi, e in questa coalizione ci sono i sardi, uomini liberi che hanno deciso di essere protagonisti nella propria terra. Non faremo parte del teatrino delle marionette, non abbiamo fili collegati né con Roma né con Milano, e per quanto ci riguarda in Gallura manco con Cagliari. Questa coalizione non è nata sui numeri, è nata sull'idea, un'idea che ci ha coinvolto tutti, e un fine, è quello di amministrare questa città, di cambiare realmente il modo di concepire l'amministrazione pubblica e l'idea di comunità che noi abbiamo, che è la comunità sarda, e abbiamo l'immagine di una città sarda. Questo è quello che noi vogliamo per Olbia. Non abbiamo fatto alleanze con nessun partito italiano, abbiamo e stiamo dialogando apertamente con movimenti civici che sposano la nostra tesi. Altri hanno fatto altre scelte, noi sicuramente a questa scegliamo questo, non v'è dubbio, perché potevamo scegliere questa, comoda cadrega, ma non ci interessa la cadrega, vogliamo tutto, anche il tavolo, perché il tavolo della nostra terra. Non ci interessa avere dietro le sacristie, non ci interessa avere dietro il mattone, non ci interessa avere dietro i cammelli. A noi interessa altro, a noi interessate voi, interessa a noi, interessa a questa terra. Il nome di Antonio Apeddu è stato fatto per un semplice motivo, perché riteniamo che sia la persona più valida, più preparata, un uomo che ha sposato una causa, l'ha sposata totalmente. Perché vedete, Antonio Apeddu poteva fare altre scelte, comode, remunerative anche. Si è messo in gioco come un ragazzino di 20 anni, con quell'ardore e con quella passione che ci ha convinto tutti, perché nello slogan che ho coniato, con la testa e con il cuore, ecco, noi abbiamo scelto Antonio Apeddu con la testa e con il cuore. Io sono onorato oggi di essere a fianco a tutti i patrioti qua seduti e al nostro candidato a sindaco. Lo faccio a nome del partito come vice segretario nazionale. Porto il saluto anche di Cristian Solinas, che purtroppo non è qui presente per un impedimento, purtroppo di un'influenza che l'ha colpito, quindi con la febbre non è presente, ma porto il suo saluto e il sostegno di tutto il partito. Qui presente è anche l'amica Sara Golme, che rappresenta l'Associazione delle Donne Sardiste, perché le donne in questa coalizione avranno un ruolo importante. Non saranno marionette, non saranno le signorine, ma saranno dei cervelli pensanti con un cuore grande. Antò, Forza Varis. Grazie.
presentiamo il primo candidato di una coalizione finalmente unita, che è il dottor Antonio Pinto. Consentitemi anzitutto di ringraziare, e non per una mera formalità, gli amici dei partiti e dei movimenti che compongono la coalizione per questa forma di riconoscimento, spero meritato, perché bisogna sempre avere, diciamo, darsi il beneficio del dubbio, per aver voluto indicare la mia persona così proporla all'attenzione dell'elettorato albiese per guidare la città per i prossimi 5 anni. Quella di oggi è una conferenza stampa sostanzialmente, quindi non possiamo trattare in maniera tecnica o in maniera eccessivamente tecnica i temi che comunque interesseranno la città per i prossimi 5 anni, io penso anche per il futuro. Però ritengo che il punto di partenza al quale dobbiamo guardare o dal quale dobbiamo muoverci per delineare uno scenario politico e amministrativo della città per i prossimi anni sia la recentissima riforma degli enti locali, che è stata voluta da questa giunta regionale e a mio avviso è stata quasi subita dal Consiglio regionale. È una riforma che ridisegna l'architettura istituzionale della Sardegna, ma non è una riforma che fa soltanto una ripartizione di compiti, una individuazione di nuovi enti. È una riforma che finirà, purtroppo io dico, col ridisegnare la Sardegna sul piano economico, sul piano sociale, sul piano ambientale e anche sul piano antropologico. Io sono convinto, ad esempio, che uno degli esiti di questa riforma per i sardi sarà un bel incremento dell'emigrazione. La riforma degli enti locali, nel tentativo anacronistico di concentrare tutto e quasi ed esclusivamente, diciamo, e soprattutto i servizi importanti nella città di Cagliari, ha di fatto costruito un modello nuovo, un modello pericoloso per la Sardegna, un modello pericolosissimo per questo territorio, ed è, come più volte ci siamo detti, il modello egiziano, una grande megalopoli e il deserto attorno. In questo scenario è evidente che il ruolo della nostra città viene minimizzato. Avevamo lottato molto in questo territorio perché i servizi di livello provinciale, quindi la nuova riorganizzazione politica amministrativa, potessero far parte del corredo dei servizi pubblici in Gallura. E adesso tutto questo scompare. Perché metto l'accento su questa vicenda? Perché questa vicenda è paradigmatica dell'effetto che i governi di centrodestra e di centrosinistra hanno prodotto sul territorio della Sardegna, in particolare su quest'area e in particolare su questa città, con un accanimento che io sinceramente non riesco a comprendere neanche sul piano politico. Però è evidente a tutti che il disegno che viene fuori per opera del referendum che ha abrogato le province e di questa riforma vede Olbia ormai quasi cancellata dallo scacchiere politico, ma anche dallo scacchiere economico della Sardegna. E allora un'amministrazione che vuole essere rappresentativa degli interessi della propria comunità non può che vedere questo come primo problema. La città, lo diceva Moreno poco fa, ha perso il grosso dei servizi, perché non ha perso soltanto la provincia, ha perso l'autorità portuale, ha perso i servizi giudiziari, è in procinto di perdere quelli sanitari, perché il nuovo disegno prevede una ASL unica per tutta la Sardegna, ha perso altri servizi importanti, perché avevamo l'INAIL e non ce l'abbiamo più, l'Agenzia delle Entrate ridotta ai minimi termini e l'INPS è nelle stesse condizioni. Allo stesso tempo anche grandi problemi, penso ad esempio alla continuità territoriale, penso alla grande viabilità che riguarda la città, continuano a non essere risolti. È evidente che questo territorio e questa città corrono il rischio di essere marginalizzati. In una società globale in cui i conflitti o i confronti non sono più fra organizzazioni statali, ma sono fra spazi territoriali che, se non sono attrezzati, non reggono o non reggeranno il confronto.
E quindi il primo sforzo che la politica olbiese, quella che deve nascere dall'amministrazione comunale, che deve nascere dall'ente che è esponenziale, che rappresenta gli interessi di tutta la comunità, non può che guardare a questo aspetto, perché se perdiamo di vista questo aspetto noi corriamo il rischio di scomparire definitivamente. Sul piano, scendendo poi sul piano pratico, io credo che la coalizione, proprio per imprimere un segno significativo nelle politiche comunali, dovrà anzitutto rivedere le regole di funzionamento del comune. Abbiamo avuto una stagione in cui il comune ha funzionato anche bene per effetto dell'applicazione di certi meccanismi, ma bisogna dire che la strumentazione regolamentare del comune oggi non è una strumentazione adeguata ai bisogni della comunità. Sembrano discorsi astratti, ma io credo ad esempio che in una visione di un comune orientato verso la comunità, verso il cittadino, verso i servizi al cittadino, le regole debbano essere semplici. Non possiamo avere corredi regolamentari costituiti da regole difficili, di difficile applicazione, a volte di incomprensibile applicazione. E questo serve per fare in modo che il comune diventi realmente la casa degli olbiesi. Io, che in comune ci vado anche da cittadino, spesso ho la sensazione che l'utenza venga sopportata. È una sensazione bruttissima, perché è paradossale, perché il titolare dei diritti, direi quasi il padrone di casa, debba andare col cappello in mano e bussare alle porte per essere ricevuto, spesso in piedi, senza neanche un saluto che dimostri almeno la disponibilità a dialogare. E credo che questo sia una cosa importante, perché anche in questi fatti poi si verifica la volontà di cambiare per migliorare e non di cambiare tanto per cambiare. Perché in questi ultimi anni, anche sotto questo punto di vista, si tenta di cambiare, ma semplicemente per applicare quella famosa regola della Marina del Regno Borbonico, facite a muina, cioè girate a vuoto, tanto poi non cambia niente. Qua invece bisogna cambiare perché le cose devono migliorare. Non è possibile che i cittadini non abbiano più diritto di ospitalità nella casa comunale, non è possibile assistere a procedure estremamente penalizzanti per l'utenza olbiese, per l'utenza diciamo dell'amministrazione comunale. Sono molte le patologie della macchina comunale e io credo che un po' tutti le conosciamo, ma faccio un esempio concreto. Se il signor X ogni anno si vede recapitare una richiesta di pagamento della TARSU dei 5 anni precedenti e ogni anno deve scrivere ai servizi finanziari la lettera raccomandata con allegata fotocopia dell'attestazione di versamento, noi siamo di fronte ad una patologia, perché non è possibile che nell'era di internet, dei computer, della professionalizzazione, ogni anno lo stesso signor X debba ricevere la stessa lettera. Questa è una forma di vessazione inaccettabile, che ha forse anche materialmente una sua ragione pratica, che è quella magari di recuperare somme ulteriori, anche quando non dovute, che servono poi a compensare altre attività. Ecco, io credo che, ad esempio, in situazioni di questo genere ci sia necessità di una correzione forte, perché il comune è il comune dei sogni, delle bacchette magiche, ma deve essere in primo luogo il comune dei cittadini e deve tornare a dare i servizi a chi abita in quella comunità e chi vive in quella comunità. Cioè non può essere fine a se stesso. Questi enti hanno un senso se danno servizi alla comunità. Se sono degli stipendifici non servono a niente, sono addirittura patologici.